Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo un piccolo incanto per l'amore senza ingredienti e senza lunazioni, che possiamo fare dunque in qualsiasi momento e ci servirà soltanto un foglio di carta e un pennarello rosso. Vediamo dunque come si procede nella realizzazione appunto di questo piccolo rituale. Forse è meglio che io mi metta qua così che possiate vedere. Allora, per fare questo lavoro noi disegneremo e ci appelleremo all'elemento fuoco, disegnando appunto il simbolo del fuoco, che è un triangolo col vertice verso l'alto. Ovviamente abbiamo scelto, vedete? Abbiamo scelto il rosso perché corrisponde al colore dell'elemento fuoco, pertanto abbiamo appunto provveduto così il simbolo del triangolo. Cominciamo. Poi subito sotto faremo il pentalfa. Ok, triangolo, pentalfa. E adesso cominciamo l'incanto vero e proprio. Dobbiamo scrivere per 5 volte il nome della persona che amiamo e che desideriamo ci ricambi. Per esempio, vabbè, non metto un nome, metto nome persona. Nome, più che nome persona, nome obiettivo, ok? Così non confondiamo con il nostro nome. Nome obiettivo, mi raccomando 5 volte. Dunque, nome obiettivo, nome obiettivo, nome obiettivo, nome obiettivo. Bene, l'abbiamo scritto 5 volte. Adesso ovviamente scriveremo il nostro nome. Gireremo dunque il foglio e scriveremo il nostro nome, dunque nostro nome sopra il nome del nostro obiettivo e lo scriveremo 7 volte. Dunque nostro nome. Questo perché? Perché il nostro obiettivo deve essere diciamo energeticamente sopraffatto da noi, cioè noi dobbiamo la nostra volontà deve sovrastare la sua, pertanto il nostro nome va scritto sopra e va scritto 7 volte invece che 5, proprio perché ci sia un vantaggio. Nostro nome, nostro nome, uno, due, tre, quattro, 5, nostro nome, nostro nome. Ok, una volta fatto questo, dunque il nome del nostro obiettivo 5 volte, il nostro nome 7 volte sopra il nome dell'obiettivo. A questo punto intorno andremo a scrivere questo incanto, diciamo così, è una frase in rima ed è una nostra orazione, diciamo così, una nostra formula. Possiamo scrivere insieme siamo collegati in un bel gioco, connessi da profondo desiderio che cresce poco a poco. Allora, come vedrete, finirete col dover scrivere sopra. Non vi preoccupate, andate sopra, questo chiude meglio il cerchio, non è un problema.
voi scrivete sopra dove avete già scritto, non cercate di far stare tutto in un unico cerchio, state sereni, andate sopra. Allora, in un profondo desiderio, da profondo desiderio che cresce poco a poco, che cresce poco a poco. Amami tanto, amami sempre di più, amami tanto, amami sempre di più, con l'aiuto dell'elemento fuoco, con l'aiuto dell'elemento fuoco. Benissimo, più o meno il risultato sarà questo. Ovviamente potrete riuscire a dare una maggiore rotondità, comunque l'importante è che il nostro canto circoscriva, mi raccomando in senso orario. Allora, fatto questo, noi piegheremo il foglio. Attenzione a come lo pieghiamo. Questa è una fase importante perché noi dobbiamo attirare verso di noi, dunque il foglio lo piegheremo dall'alto verso il basso rivolgendolo verso di noi, ok? E chiudiamolo. E mentre lo chiudiamo ripeteremo il nostro incanto, dunque ve lo dovete scrivere. Insieme siamo collegati in un bel gioco, connessi da profondo desiderio che cresce poco a poco. Amami tanto, amami sempre di più, con l'aiuto dell'elemento fuoco. Poi giriamo verso destra, ok? E pieghiamo di nuovo. Insieme siamo collegati in un bel gioco, connessi da profondo desiderio che cresce poco a poco. Amami tanto, amami sempre di più, con l'aiuto dell'elemento fuoco. Ancora. Insieme siamo collegati in un bel gioco, connessi da profondo desiderio che cresce poco a poco. Amami tanto, amami sempre di più, con l'aiuto dell'elemento fuoco. A questo punto abbiamo questo pacchettino. Ok? Con questo noi dormiremo con questo foglio sotto il cuscino da 3 a 7 notti. Ok? Da 3 a 7 notti. Dopodiché il mattino, dunque successivo all'ultima notte che abbiamo deciso di caricare appunto col nostro psichismo questo incanto, dunque o che sia la quarta giornata, la quinta, in base al numero di notti che scegliete, il mattino dopo prenderete questo foglietto, lo brucerete e lascerete le ceneri in natura. Bene, questo è un incanto molto, molto valido. Ovviamente io resto a disposizione nel caso in cui voleste farlo eseguire da me, oppure ancora di più ritualistica ben più potente, ben di altra natura, io sono comunque a vostra disposizione. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi auguro un ottimo San Valentino e noi ci ritroviamo sempre qui su questo canale con le prossime condivisioni. A presto dalla vostra Hilde.